Buonasera da Sicilia 24, questi titoli. Provvedimenti straordinari a Palermo per il grande caldo, sospese le udienze in tribunale fino al 29 giugno. Nei prossimi giorni attese temperature elevate e possibili temporali di calore nelle aree interne. Notte di fuoco a Catania, 2 le sparatorie, un 25enne gambizzato, si indaga su un possibile collegamento tra gli episodi. Rider della droga a Palermo, la cocaina arrivava a domicilio grazie a una rete che copriva tutta la città. 5 arresti e 2 obblighi di firma in una inchiesta della procura. Marsala andrà a giudizio con rito abbreviato. Floriana Calcagno, l'insegnante considerata una delle amanti di Matteo Messina Denaro, è accusata di favoreggiamento aggravato. Scontro sulla gestione dell'acqua in provincia di Catania. Si valuta lo scioglimento del contratto con il gestore unico per presunte inadempienze e fondi persi. A Sicilia 24 la replica dell'amministratore di SIE. Traffico paralizzato sulla tangenziale di Catania. Un camion con gru urta segnaletica e tabellone elettronico, restando incastrato, code fino a 7 chilometri. Calcio continua, la telenovela panchina a Catania, Caserta, Longo e De Giorgio, i 3 nomi su cui si concentra l'attenzione del club del presidente Pelligra. Ben trovati, aumento e caldo avvolgono la Sicilia. A Palermo una serie di misure straordinarie anche al Tribunale, dove le udienze saranno sospese fino al 29 giugno. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Marco Gullà. Il caldo che sta avvolgendo la Sicilia ferma anche il Tribunale di Palermo. Il presidente Pier Giorgio Morosini ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno per l'emergenza caldo. Un disagio che è connesso, oltre alle condizioni meteorologiche che segnano un sensibile aumento della temperatura, anche ad un guasto dei condizionatori. Le udienze da trattare con urgenza, segnalate dai presidenti di sezione, saranno celebrate nel vecchio Palazzo di Giustizia. Che il caldo sia in aumento lo conferma la comparsa nel bollettino per le weekend di 6 nuovi bollini arancioni che indicano il rischio solo per bambini, anziani e disabili, e tra questi c'è Palermo. Tra i centri urbani che arriveranno in giallo ci sono invece Catania e Messina. Nel capoluogo siciliano l'amministrazione comunale rafforza gli interventi a sostegno delle persone senza dimora. In particolare è stato disposto un incremento delle attività di assistenza su strada nelle fasce orarie più critiche, con la distribuzione di acqua e il monitoraggio delle condizioni delle persone più esposte ai rischi legati al caldo. Temperature elevate che in Sicilia si intrecciano anche con il rischio roghi. La protezione civile regionale indica la fase di preallerta per il rischio incendi in tutte le province. Ma attenzione però, perché a causa del caldo, soprattutto nelle aree interne, potrebbero generarsi violenti temporali. Classici temporali di calore che nasceranno nelle aree più interne dell'isola, soprattutto tra l'Etna, nella parte sud dei Nebrodi, sugli Iblei, tra le aree interne del Palermitano, dell'Ennese, del Nisseno e anche la parte più settentrionale della provincia di Agrigento. Qualcosa arriverà anche nella parte più meridionale della provincia di Messina. Caldo che proseguirà anche la prossima settimana. E proprio con questo caldo bisogna tutelare anche il benessere degli amici a quattro zampe. Con una ordinanza molto precisa ci ha pensato il primo cittadino di Palazzolo Acreide. Sentiamo Francesco Aloi. Che se uno si prende un animale o un gatto o cagnolini, come se avesse dei figli, li deve accurare, non l'abbandonare. C'è chi soffre il caldo, ma non solo tra le persone. Le alte temperature, che nei prossimi giorni dovrebbero salire ancora, danno fastidio anche agli amici a quattro zampe. Un cane che va accudito a 360 gradi, perché io ci tengo, viene accudito come se fosse la mia stessa persona. Soprattutto perché gli animali sono esseri che sono le uniche persone, a diversità delle persone, che non detratiscono. Per questo a Palazzolo Acreide, nella zona montana del Siracusano, il sindaco ha emanato un'ordinanza proprio per loro. Gli animali bisogna accudirli e bisogna fare molte volte delle rinunce, oppure provvedere e non provvedere a come accudirli quando uno va in ferie e lasciarli vivere bene. Tutela e benessere degli animali non vanno messi in secondo piano. Quante volte vediamo cani rinchiusi nei balconi, per ore, se non giorni. Ho visto in passato, negli anni passati,
dei casi in cui dei cani venivano lasciati nei balconi, soprattutto nelle ore più calde. Questo non è possibile farlo e non sarà possibile farlo a Palazzo Crede. Vietato lasciare gli animali da compagnia sotto al sole, nelle ore centrali della giornata, quelle dove il caldo si avverte di più. E per chi viola l'ordinanza scatterà una sanzione fino a 1.500 euro. Nei casi più gravi, parliamo di maltrattamento, anche l'arresto. Cambiamo decisamente argomento. La cronaca a Catania è stata una notte di spari in città, in particolare a Piazza Risorgimento. È stato anche ferito alle gambe un giovane di 25 anni e poi sono stati esplosi dei colpi a Librino. Ma sentiamo Lorena Dolci. L'hanno scovato intorno all'1 di notte in piazza Risorgimento a Catania. Qui gli hanno esploso contro diversi colpi di arma da fuoco, 12 bossoli trovati per terra. Obiettivo un 25enne che ha cercato di trovare scampo fuggendo fino alla via Curia, non si sa a bordo di quale mezzo, ma il comando l'ha inseguito sparando ancora almeno 3 colpi. Ferito al ginocchio destro, il ragazzo è stato operato all'ospedale Garibaldi Centro. Non è chiaro se volessero solo gambizzarlo, se l'intento era di eliminarlo. Secondo i carabinieri della compagnia di Piazza Dante, la vittima ha piccoli precedenti ma non risulta inserito in nessuna famiglia mafiosa. Alcune ore dopo una segnalazione alla sala operativa della questura ha fatto scattare l'intervento delle volanti per l'esplosione in strada di diversi colpi di arma da fuoco, questa volta a Librino in viale Biagio Pecorino, una ventina i bossoli trovati per terra. In questo caso nessun obiettivo apparente, né saracinesche né persone, 2 episodi che si inseriscono in un quadro già particolarmente delicato. Solo pochi giorni fa una violenta sparatoria in piazza Montana, nel quartiere San Giovanni Galermo, aveva provocato il ferimento di 3 minorenni. Le indagini hanno portato all'arresto dei componenti del comando armato. L'agguato sarebbe maturato nell'ambito di una faida interna allo stesso clan. Operazione antidroga a Palermo perché è stata sgominata la cosiddetta banda dei rider della cocaina. La droga veniva consegnata a domicilio praticamente in quasi tutte le zone della città. Sentiamo. Parla un pentito e conferma agli investigatori i sospetti sull'esistenza di una organizzazione di veri e propri rider della droga a Palermo. Consegne a domicilio dagli studi professionali fino alle aree della movida, dalle feste private nel salotto di Palermo fino ai loft della Palermo Bene e del mondo dell'imprenditoria, delle professioni e così via. Viaggiava così la cocaina per la città, senza barriere territoriali e senza seguire la mappa delle influenze delle famiglie di Cosa Nostra. Un giro d'affari da 1.300 euro al giorno che raddoppiava nel fine settimana. I rider consegnavano nei quartieri popolari come Noce, Zisa, Borgovecchio, Sperone, fino a quelli signorili e residenziali come Politeama, Viale Strasburgo, Terrasanta, Via Roma e persino intorno alla Fiera del Mediterraneo. I clienti appartenenti a tutte le classi sociali ordinavano al telefono, ma si usavano parole in codice, termini gergali sia fra spacciatore e cliente che fra gli stessi componenti della banda di spacciatori. Il pentito ha ricostruito percorsi e turni di lavoro, così sono scattati gli appostamenti e i sequestri. Oggi, dopo anni di indagine durate tutto il 2024 e tutto il 2025, le porte del carcere di Pagliarelli si sono aperte per 5 persone, mentre altre 2 sono state sottoposte all'obbligo di firma. L'ordinanza del GIP è stata eseguita nella notte dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura. Le accuse contestate sono di traffico e spaccio di stupefacenti. Adesso a Catania parliamo sempre di un'operazione antidroga in un blitz contro il clan Mazzei dopo gli interrogatori preventivi compiuti a seguito del blitz dell'8 giugno che aveva portato a 20 ordinanze di custodia cautelare. 10 persone intanto sono state arrestate. Orazio Longo. Dopo gli interrogatori preventivi del 18 giugno scorso, la squadra mobile della Questura di Catania, coordinata dal Servizio Centrale Operative e con il supporto degli uffici di Palermo e Reggio Calabria, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 indagati, 6 in carcere e 4 ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della DDA Etnea sul clan Mazzei. L'ipotesi accusatoria è quella dell'esistenza di un'organizzazione che trafficava droga con la conseguente cessione e o acquisto di sostanze stupefacenti. Come si vede dalle immagini, durante il blitz sono stati utilizzati cani antidroga e sono stati perquisiti diversi locali. Il provvedimento emesso dal GIP su richiesta della Procura, in prosecuzione di un precedente filone investigativo, si ricollega a quello eseguito lo scorso 8 giugno nei confronti di altri 20 indagati, destinatari di una misura cautelare per associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
stupefacenti, detenzione di armi da guerra, armi comuni da sparo, armi clandestine e tentato omicidio con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall'esistenza sul territorio dell'organizzazione mafiosa Clan detto dei Carcagnusi, storicamente affiliata a Cosa Nostra catanese. L'indagine aveva preso il via nel dicembre del 2023. Adesso una notizia dalle agenzie: la Francia ha fermato una petroliera legata alla Russia al largo delle coste della Sicilia all'inizio di questa settimana. Questo l'annuncio su X del presidente francese Emmanuel Macron, che scrive: martedì la marina francese ha effettuato un abbordaggio sulla petroliera Deliver mentre questa transitava al largo delle coste della Sicilia in violazione del diritto del mare. Macron ha affermato che la Deliver era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Il Tribunale del riesame di Messina ha revocato gli arresti domiciliari all'ex primario del Policlinico Francesco Stagno dal Contres, arrestato lo scorso 5 dicembre nell'ambito di una inchiesta sulle forniture ospedaliere. L'uomo accusato di corruzione, concussione e altri reati. E adesso a Floriana Calcagno, è considerata appunto dagli investigatori la docente ex amante del boss deceduto Matteo Messina Denaro. Ebbene, sarà giudicata in abbreviato dal Tribunale di Marsala. La donna, 5 giorni dopo la cattura del boss, si presentò ai magistrati di Palermo e diede una sua versione su come avesse conosciuto l'uomo che si era presentato a lei come Francesco Salsi. Ricostruisce tutto Laura Spanò. Sarà giudicata dal Tribunale di Marsala con rito abbreviato condizionato alla testimonianza di una donna di Campobello di Mazzara, Floriana Calcagno, insegnante, una delle amanti del defunto boss mafioso Matteo Messina Denaro. Prossima udienza il 15 luglio. La donna era stata rinviata a giudizio il 12 febbraio dal GUP di Palermo per favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza di pena. Il Tribunale non ha accolto le eccezioni difensive di incompetenza territoriale e di inutilizzabilità delle intercettazioni. Floriana Calcagno si era presentata ai magistrati della Procura di Palermo 5 giorni dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, raccontando di avere scoperto solo allora chi fosse l'uomo che per mesi aveva frequentato e con cui aveva avuto una relazione, sostenendo che a lei si era presentato come Francesco Salsi, medico anestesista in pensione. I magistrati, indagando sulla rete di favoreggiatori della Primola Rossa di Castelvetrano, hanno accertato invece che negli ultimi 2 anni di latitanza del boss la Calcagno sarebbe stata ben altro. Lei e il ricercato si sarebbero frequentati a lungo e l'insegnante avrebbe ospitato l'amante nella sua casa al mare. Continua il braccio di ferro tra l'Assemblea dei sindaci e il gestore unico dell'acqua. Dopo il caso delle bollette pazze, i sindaci del Catanese chiedono di sciogliere il contratto con la SIE, che però replica ai nostri microfoni. Lorena Dolci. Non solo bollette pazze. Fra le novità dietro l'ingresso del gestore unico integrato non ci sono solo le bollette esorbitanti per l'acqua recapitate ai cittadini dei 19 comuni passati alla gestione della SIE Servizi Idrici e Tennei. C'è una battaglia decennale per il controllo dell'acqua, un gigantesco braccio di ferro tra politica e privati combattuto a suon di ricorsi che ha di fatto paralizzato il passaggio dai comuni alla società mista pubblico-privata che dal 2005 dovrebbe gestire in provincia di Catania tutta la filiera idrica, dalla fornitura alle fogne ai depuratori. In questo scenario si registra un nuovo colpo di scena. Il direttivo dell'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica, che raccoglie i sindaci dei 58 comuni della provincia, ha avanzato una mozione per sciogliere il contratto con il gestore unico, accusato di una serie di gravi inadempienze e di rischiare di far perdere una ventina di milioni di finanziamenti. Se il 30 giugno la mozione venisse approvata, avrebbe l'effetto di riavvolgere i nastri di partenza a 20 anni fa. Ma non tutti i sindaci sono d'accordo nell'azzerare la vecchia gara. Ci va cauto Marco Corsaro, primo cittadino di Mister Bianco, che deve valutare la situazione dal momento che il suo comune è già con il gestore unico. La SIE dal conto suo parla di atto ostruzionistico, pretestuoso e infondato. Non possiamo non rilevare ancora una volta l'incoerenza dell'azione amministrativa dell'ATI e dell'unità delle informazioni che saranno sottoposte ai sindaci, che hanno assistito allo scambio di note tra ATI, SIE e Ministero
sanno bene che non è colpa della SIE se si perdono i 21 milioni di finanziamenti del PNRR, ma dell'ATI. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo per andare a Pozzallo, dove si complica la situazione che riguarda la gestione dell'accoglienza ai migranti. A tra poco. E siamo tornati in studio, le casse e il personale del Comune di Pozzallo, per adeguarsi alle nuove procedure di screening previste dal Patto europeo sulle migrazioni e l'asilo, rischiano di andare in difficoltà. Il sindaco chiede un aiuto dell'Ars e dei deputati regionali. Veronica Barbarino. Si preannuncia un mese di sfide organizzative per Pozzallo sul fronte dell'accoglienza dei migranti. Con l'entrata in vigore delle nuove procedure di screening previste dal Patto europeo sulle migrazioni e l'asilo, il Comune dovrà affrontare nuovi e pesanti oneri. Le nuove norme europee prevedono infatti la presenza costante di un assistente sociale negli hotspot per garantire la tutela dei minori che arrivano sulle coste italiane. Una misura importante che però richiede personale specializzato e risorse adeguate. A rendere la situazione ancora più complessa è il fatto che Pozzallo è l'unico comune d'Italia con 2 hotspot e il servizio va garantito in entrambi. Il Comune di Pozzallo ha nella sua pianta organica soltanto un assistente sociale, nemmeno a tempo pieno, e ce n'ha poi altre 3 in convenzione interinale. Tutto questo ci ha messo in grandissima difficoltà. Secondo l'obbligo dei comuni assicurare questo tipo di servizio, noi vogliamo continuare a farlo. Abbiamo bisogno del sostegno. Un contributo economico arriverà dal Ministero dell'Interno, ma risulta insufficiente a coprire i costi. Il sindaco quindi ha deciso di rivolgersi all'Assemblea regionale siciliana e a tutti i deputati regionali. Io spero che ci sia abbastanza sensibilità da parte del governo della regione, in cui c'è stata. Speriamo che ci sia abbastanza sensibilità da parte dei parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana. Caos e disagi sulla tangenziale di Catania in direzione Messina, poco prima dello svincolo di Zialisa Porto Aeroporto. Un camion che trasportava una gru ha urtato prima la segnaletica stradale, poi il tabellone luminoso delle informazioni sul traffico, rimanendo poi incastrato. L'impatto ha provocato il danneggiamento del pannello elettronico, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Nel giro di pochi minuti si sono infatti formate lunghe code, fino, pensate, a 7 chilometri, con automobilisti costretti a rimanere bloccati nel traffico per diverse ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. I video che vi stiamo mostrando sono stati realizzati da Paolo Giglio e Marco Susini e condivisi su Facebook. E adesso cambiamo argomento, dal palco di Canale 5 a quello di Piazza della Pace. Pino Minio torna ad emozionare il pubblico della sua Favara con un concerto molto applaudito. Il servizio. Reduce dal grande successo ottenuto a Io Canto Senior, condotto da Gerry Scotti su Canale 5, Pino Minio è tornato ad esibirsi nella sua Favara, regalando al pubblico un concerto intenso e coinvolgente. L'artista favarese ha infiammato Piazza della Pace, gremita di spettatori nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna dell'Itria. Un ritorno a casa accolto da applausi e grande partecipazione. Minio ha interpretato grandi successi di Zucchero, Fausto Leali, Joe Cocker e Riccardo Cocciante, confermando le qualità vocali che gli hanno regalato la ribalta televisiva nazionale. Chi ci unisce ancora stasera, mi manchi, sai. Finale carico di emozione, con un brano inedito intitolato Un mare di speranza, dedicato ai migranti che affrontano il viaggio della speranza verso la Sicilia, un messaggio intenso che ha toccato il cuore del pubblico. Grazie. E adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi ci occuperemo ancora una volta di questa vera e propria telenovela che riguarda la panchina rossazzurra. Torniamo tra poco.
E siamo tornati in studio, siamo al calcio, il Catania dunque la panchina ancora assolutamente vuota, si parla di ballottaggio tra Caserta e Longo, ma si registra un ritorno di fiamma per De Giorgio, c'è attesa per la scelta del club di Pelligra. Ci dice tutto in questo servizio Sergio Colosi. Il Catania sceglie di non decidere e attende i prossimi eventi. La telenovela rossazzurra è comunque vicina al suo epilogo. Tra Fabio Caserta ed Emilio Longo spunta un altro ritorno di fiamma per Pietro De Giorgio, cercato dal Catania e poi dall'Empoli, prima di essere ad un passo dalla Juve Stabia, dove nelle ultime ore è diventata forte la candidatura di Roberto Stellone, altro nome accostato alla società etnea. La dirigenza sta alla finestra, seguendo con interesse le prossime mosse che riguarderanno la Serie B. Contatti, videocall, telefonate e incontri caratterizzano le giornate intense vissute dal club, che a breve ufficializzerà Fortunato Varrà nel ruolo di direttore sportivo. Varrà ha già lavorato sia con Caserta che con De Giorgio. La scelta del tecnico è il punto di partenza del nuovo progetto, che prevede l'obiettivo della promozione attraverso investimenti mirati, giovani di qualità e la conferma dei calciatori più forti e legati alla maglia per costruire uno spogliatoio vincente. Anche per questo motivo il Catania segue con attenzione il mercato degli allenatori, concentrato sulla decisione finale. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque questo era il nostro ultimo servizio. Sicilia 24 finisce qui. A tutti voi grazie per l'attenzione, buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.